Sono le 8 del mattino, è venerdì 26 giugno. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela fra poco leggeremo assieme anche i quotidiani regionali ma anche quelli nazionali. Ma intanto cominciamo come sempre con le notizie e parliamo del grande caldo. Le temperature sono in aumento, avvolgono tutta la Sicilia. Pensate, al Tribunale di Palermo le udienze saranno sospese nei prossimi giorni a causa anche della insufficienza dell'impianto dei condizionatori. Il bollino arancione da domani nel capoluogo siciliano e attenzione, in queste ore anche ci potrebbero essere dei temporali di calore. Il caldo che sta avvolgendo la Sicilia ferma anche il Tribunale di Palermo. Il presidente Pier Giorgio Morosini ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno per l'emergenza caldo. Un disagio che è connesso, oltre alle condizioni meteorologiche che segnano un sensibile aumento della temperatura, anche ad un guasto dei condizionatori. Le udienze da trattare con urgenza segnalate dai presidenti di sezione saranno celebrate nel vecchio Palazzo di Giustizia. Che il caldo sia in aumento lo conferma la comparsa nel bollettino per le weekend di 6 nuovi bollini arancioni che indicano il rischio solo per bambini, anziani e disabili, e tra questi c'è Palermo. Tra i centri urbani che rimarranno in giallo ci sono invece Catania e Messina. Nel capoluogo siciliano l'amministrazione comunale rafforza gli interventi a sostegno delle persone senza dimora. In particolare è stato disposto un incremento delle attività di assistenza su strada nelle fasce orarie più critiche, con la distribuzione di acqua e il monitoraggio delle condizioni delle persone più esposte ai rischi legati al caldo. Temperature elevate che in Sicilia si intrecciano anche con il rischio roghi. La protezione civile regionale indica la fase di preallerta per il rischio incendi in tutte le province. Ma attenzione però, perché a causa del caldo, soprattutto nelle aree interne, potrebbero generarsi violenti temporali. Classici temporali di calore che nasceranno nelle aree più interne dell'isola, soprattutto tra l'Etna, nella parte sud dei Nebrodi, sugli Iblei, tra le aree interne del Palermitano, dell'Ennese, del Nisseno e anche la parte più settentrionale della provincia di Agrigento. Qualcosa arriverà anche nella parte più meridionale della provincia di Messina. Caldo che proseguirà anche la prossima settimana. E allora vediamo con Emanuela qual è la situazione. Un clima che si surriscalda sempre di più, ma che tra l'altro, dicono gli esperti, andrà a ondate. Il caldo arriverà ad ondate, quindi periodi molto caldi, periodi più freschi, e questo è molto pericoloso. Angelo, tu che sei uno che segue tanto il meteo, perché poi ci sono quelle alluvioni che fanno dei danni ingenti. Allora andiamo a vedere sulla Sicilia. In città temperature elevate, ospitalità e aiuti per i clochard. Questo è quello che appunto è stato messo in atto a Palermo. L'assessora alle politiche sociali del comune Calabrò dice: aiutiamo i più fragili, quindi nuovi interventi per i senza tetto. A Palermo, per fronteggiare le elevate temperature di questi giorni, è stato disposto un incremento delle attività di assistenza su strada nelle fasce orarie più critiche, con la distribuzione di acqua soprattutto e il monitoraggio delle condizioni delle persone più esposte ai rischi. Adesso invece ci occupiamo di cronaca a Catania, perché quella della scorsa notte, quella di ieri, è stata comunque difficile e complicata per la città di Catania. Ne abbiamo parlato a lungo nei telegiornali, nei nostri telegiornali, con due sparatori che sono verificati in due punti diversi della città. C'è anche un giovane gambizzato, altri bossoli sono stati ritrovati a Librino. Insomma, c'è preoccupazione. Vediamo il servizio. L'hanno scovato intorno all'1 di notte in piazza Risorgimento a Catania. Qui gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco, 12 bossoli trovati per terra. Obiettivo un 25enne che ha cercato di trovare scampo fuggendo fino alla via Curia, non si sa a bordo di quale mezzo, ma il comando l'ha inseguito sparando ancora almeno 3 colpi. Ferito al ginocchio destro, il ragazzo è stato operato all'ospedale Garibaldi Centro. Non è chiaro se volessero solo gambizzarlo, se l'intento era di eliminarlo. Secondo i carabinieri della compagnia di Piazza Dante, la vittima ha piccoli precedenti ma non risulta inserito in nessuna famiglia mafiosa. Alcune ore dopo, una segnalazione alla sala operativa della questura ha fatto scattare l'intervento delle volanti per l'esplosione in strada di diversi colpi di arma da fuoco, questa volta a Librino, in viale Biagio Pecorino, una ventina i bossoli trovati per terra. In questo caso nessun obiettivo apparente, né saracinesche né persone. 2 episodi che si inseriscono in un quadro già particolarmente delicato. Solo
Solo pochi giorni fa una violenta sparatoria in piazza Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, aveva provocato il ferimento di 3 minorenni. Le indagini hanno portato all'arresto dei componenti del comando armato. L'agguato sarebbe maturato nell'ambito di una faida interna allo stesso clan. Insomma, si spara troppo a Catania, ma si spara troppo un po' in generale nella nostra regione e c'è tanta preoccupazione. Assolutamente sì, Angelo, e a Catania insomma cresce l'allarme proprio per questi episodi di violenza estrema, per queste sparatorie che cominciano a diventare tante. Vediamo sulla pagina di Catania Provincia della Sicilia: un'altra notte scandita dagli spari, questo è il titolo. La città violenta, nel mirino un 25enne gambizzato durante un inseguimento tra Piazza Risorgimento e Librino. Sono stati trovati, rinvenuti 34 bossoli. Ieri in giornata immediata è stata la risposta dei carabinieri della polizia locale, che ha eseguito mirati controlli in strada tra via Plebiscito e Corso Indipendenza. Alla luce dell'escalation di violenza registrata nelle ultime settimane, l'impressione è che non servano sceneggiature televisive, scrive La Sicilia, per raccontare ciò che accade in alcuni quartieri della città. La stese, le sparatorie tra gruppi rivali o tra fazioni dello stesso clan, così come appunto in piazza Beppe Montana, le aggressioni e le spedizioni punitive scandiscono una realtà che sempre più spesso richiama atmosfere da Gomorra, una violenza ostentata, esibita come strumento di controllo del territorio e di affermazione del potere criminale, che alimenta paura e insicurezza naturalmente tra i cittadini. E restiamo a Catania perché c'è stato un blitz contro il clan Mazzei, ci sono stati poi degli interrogatori preventivi e adesso sono scattate, diciamo, le prime decisioni, i primi provvedimenti. 10 persone sono state raggiunte dal provvedimento della Procura. Sentiamo di cosa si tratta. Dopo gli interrogatori preventivi del 18 giugno scorso, la squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e con il supporto degli uffici di Palermo e Reggio Calabria, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 indagati, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta della DDA Etnea sul clan Mazzei. L'ipotesi accusatoria è quella della esistenza di un'organizzazione che trafficava droga con la conseguente cessione e o acquisto di sostanze stupefacenti. Come si vede dalle immagini, durante il blitz sono stati utilizzati cani antidroga e sono stati perquisiti diversi locali. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura, in prosecuzione di un precedente filone investigativo, si ricollega a quello eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di altri 20 indagati, destinatari di una misura cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine e tentato omicidio, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'esistenza sul territorio dell'organizzazione mafiosa Clan Detto dei Carcagnusi, storicamente affiliata a Cosa Nostra catanese. L'indagine aveva preso il via nel dicembre del 2023. Emanuela. La Sicilia, vediamo blitz Onda Nuova, altri 10 arresti per spaccio, l'inchiesta collegata al clan dei Carcagnusi. Altri arresti nell'ambito dell'operazione antimafia Onda Nuova, portata a termine dalla squadra mobile e coordinata dallo SCO con i colleghi di Palermo e Reggio Calabria contro il clan appunto dei Carcagnusi. Dopo gli interrogatori preventivi davanti al GIP Luigi Barone, sono 10 le persone indagate per cessione o acquisto di sostanze stupefacenti. A Palermo, a proposito di spaccio di droga, è stata smantellata la cosiddetta banda dei rider della cocaina, clientela facoltosa e molto in vista anche, diciamo, nelle zone della Movida. Ci sono anche tra i clienti studi professionali, ma vediamo e sentiamo i particolari. Parla un pentito e conferma agli investigatori i sospetti sull'esistenza di una organizzazione di veri e propri rider della droga a Palermo. Consegne a domicilio dagli studi professionali fino alle aree della Movida, dalle feste private nel salotto di Palermo fino ai loft della Palermo Bene e del mondo dell'imprenditoria, delle professioni e così via. Viaggiava così la cocaina per la città, senza barriere territoriali e senza seguire la mappa delle influenze delle famiglie di Cosa Nostra. Un giro d'affari da 1.300 euro al giorno
che raddoppiava nel fine settimana. I rider consegnavano nei quartieri popolari come Noce, Zisa, Borgovecchio, Sperone, fino a quelli signorili e residenziali come Politeama, Viale Strasburgo, Terrasanta, Via Roma e persino intorno alla Fiera del Mediterraneo. I clienti appartenenti a tutte le classi sociali ordinavano al telefono, ma si usavano parole in codice, termini gergali sia fra spacciatore e cliente che fra gli stessi componenti della banda di spacciatori. Il pentito ha ricostruito percorsi e turni di lavoro, così sono scattati gli appostamenti e i sequestri. Oggi, dopo anni di indagine durate tutto il 2024 e tutto il 2025, le porte del carcere di Pagliarelli si sono aperte per 5 persone, mentre altre 2 sono state sottoposte all'obbligo di firma. L'ordinanza del GIP è stata eseguita nella notte dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura. Le accuse contestate sono di traffico e spaccio di stupefacenti. Torniamo di nuovo da Emanuela con i quotidiani. Sì, dalla Sicilia, nella pagina Palermo e provincia vediamo questa notizia: mafia a Brancaccio, altri 6 arresti, e in città fiumi di coca a domicilio, 2 operazioni in poche ore, una legata al blitz di aprile, l'altra sui pusher. E poi vediamo anche le altre notizie in alto. Carini, 30 famiglie tra blatte e guasti, negli alloggi popolari ascensori non funzionanti e pilastri deteriorati. Malati portati in braccio. Questa è la situazione appunto per queste famiglie, la denuncia degli abitanti di un complesso di via Chinnici. E poi questa notizia che abbiamo già visto, cioè il grande caldo che colpisce anche le città della Sicilia. A Palermo aiuti per i senza tetto. Per la cronaca vediamo operaio grave dopo una caduta dal ponteggio di una scuola. Un giovane operaio di 26 anni stava lavorando in una scuola quando è caduto da un'impalcatura, è stato ricoverato a Villa Sofia. Si parla anche del velodromo, caccia ai fondi, ma ecco i dubbi della ragioneria. Il comune ha deliberato la partecipazione a un bando per finanziare con 1,5 milioni il rifacimento dell'impianto sportivo. E poi nel taglio basso si parla dell'Università di Palermo, la più attrattiva d'Italia. Midiri, il rettore, dice orgoglio. Andiamo a vedere dalla pagina di Catania e provincia della Sicilia un incidente che c'è stato ieri in tangenziale. Qui c'è anche la foto. Vediamo un mezzo con una gru che praticamente ha beccato in pieno, ha urtato il pannello luminoso uno dei tanti sulla tangenziale, si è incastrato, camion rimane incastrato e quindi traffico in tilt e automobilisti furiosi, diciamo una storia che conosciamo o bene o per un motivo o per un altro. E poi nel taglio basso ancora il braccio di ferro tra i comuni della provincia etnea con la SIE, il servizio idrico etneo, il nuovo gestore appunto di molti comuni etnei. Servizi idrici etnei replica all'ATI per la risoluzione del contratto, sconcertati, dice l'ingegnere Sergio Cassar, che è l'amministratore appunto di SIE. Vediamo la prima pagina della Sicilia e allora in alto questa polemica che riguarda Panarea. A quanto pare c'è troppa movida. E poi vediamo invece, si parla di politica regionale. Sono tanti i nomi che cominciano ad affacciarsi e a proporsi come nuovi candidati per la poltrona di governatore. C'è un'intervista oggi a Marco Falcone di Forza Italia. Mulè credibile, ma io disponibile. Quindi anche l'europarlamentare Marco Falcone dice di essere disponibile a candidarsi come governatore. Vediamo il giornale di Sicilia di oggi. Banca Italia, è l'ora di investire nell'isola, questo è il titolo di apertura. Il vice direttore Trequattrini, che è un cognome che ci sta bene, insomma, parlando certo. di Banca Italia e di soldi. Conti regionali risanati, le risorse ci sono. Schifani, consolidare la ripresa. E poi vediamo ancora a Palermo droga ed estorsioni dopo operazione, la lotta contro spaccio e pizzo a Palermo, consegne di stupefacenti H24, 5 arresti, 9 accuse per 6 di Brancaccio già detenuti. Nel taglio basso si parla del Palermo, attivissimo già per quanto riguarda il calciomercato, soprattutto il suo DS Osti. Il Palermo è già forte, dice Osti, ma servono gli innesti giusti. E ancora vediamo la Gazzetta del Sud.
Intanto si torna a parlare del medico dell'inchiesta che lo ha visto coinvolto e per la quale è stato arrestato Francesco Stagno dal Contres, revocato l'arresto. Il Tribunale del riesame ha accolto dopo 7 mesi il ricorso dei difensori del primario in pensione del Policlinico di Messina ed ex parlamentare. Era stata la Corte di Cassazione ad annullare con rinvio la misura cautelare. E poi si torna a parlare di un'altra inchiesta, quella Spadafora, che ha portato invece all'arresto del sindaco, quell'accordo preelettorale di Lillo Pistone. Anche qui vediamo nel taglio basso: Sicilia, baricentro degli investimenti, Banca Italia ha le carte in regola, segnali positivi del rapporto sull'economia regionale presentato a Palermo. Andiamo all'interno della Gazzetta del Sud, vediamo qualche approfondimento e allora vediamo questo: Messina, aeroporto dello Stretto, dal 6 luglio ripartono i collegamenti. Di Paola Viaggi, società di Milazzo, ha ufficializzato l'acquisizione di Starbus, azienda di trasporti con sede a Bagnara Calabra, garantendo quindi la continuità dei servizi e la tutela dell'occupazione appunto per quanto riguarda questi collegamenti con l'aeroporto calabrese da Messina. E poi un'ultima notizia, Angelo, sempre su questa pagina, anche qui vediamo troppo caldo, udienze sospese al Tribunale di Palermo, condizionatori guasti, stop imposto dal Presidente sino al 29 giugno. Grazie Emanuela, torneremo fra poco da te con le pagine dei quotidiani nazionali, ma intanto diamo uno sguardo alla viabilità, cerchiamo di vedere qual è la situazione questa mattina. Intanto le immagini che ci arrivano dal Tondo Gioieni sono delle immagini che ci mostrano un traffico piuttosto, diciamo, fluido, non ci sono particolari intoppi. Vediamo di poter avere anche altre conferme. Arrivano proprio da via Vincenzo Giuffrida, sempre a Catania, le automobili che non sono numerosissime, a dir la verità, a quest'ora del mattino. È un'altra situazione certamente rispetto a quello che si osserva in pieno inverno. Qui sulla circonvallazione di Catania, la parte più bassa di via Lodorico da Pordenone in direzione Policlinico, in direzione anche verso Mister Bianco, c'è un po' di coda, ma evidentemente ci sono anche dei semafori pedonali che vanno rispettati. L'Etna ci mostra un po' di nuvole, ma niente di particolare. Non osserviamo diciamo, la parte sommitale del vulcano questa mattina. La stessa immagine la rivediamo però, stessa immagine chiaramente con l'Etna come soggetto, dal golfo di Taormina, e vedete insomma c'è un pennacchio nella parte sommitale del vulcano, ma niente di particolare. Il cielo sembra abbastanza sgombro oggi. Ci fermiamo qui, fra poco torniamo e andremo a vedere con Emanuela Corsi invece le prime pagine, ma anche i fatti trattati questa mattina dai quotidiani nazionali. Eccoci, allora andiamo adesso a scoprire quelli che sono i fatti più importanti a livello nazionale e internazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. C'è naturalmente in primo piano questa notizia che arriva dal Venezuela, il Venezuela che è stato devastato da 2 scosse di terremoto superiori alla magnitudo 7. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, scrive il Corriere, migliaia i dispersi, scossa di magnitudo 7,5, è un horror. E poi vediamo anche le altre notizie. Ferrovie nel caos, treni, caos e ritardi. Il ministro delle infrastrutture Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma. Per il dopo Donnarumma c'è l'ipotesi Strisciuglio. E poi si parla anche della strage di Viareggio, accaduta nel 2009, ci furono 32 morti, a Moretti confermati 5 anni di carcere. Il discorso di Mattarella per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità. Ieri le celebrazioni alla Camera appunto per questi 80 anni. E poi nucleare, asse Meloni e Macron, tensione invece tra l'Italia e l'Iran. L'Iran che dopo le parole di Rutte adesso punta il dito contro l'Italia.
perché avrebbe aiutato gli Stati Uniti appunto. Anche se dobbiamo dire che il capo, diciamo, della NATO ha precisato proprio nella giornata di ieri che le operazioni che sono state compiute in Italia erano in linea con i patti bilaterali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Sì. Però prima ha sollevato praticamente un polverone enorme. E c'è il ministro Crosetti che dice anche che le operazioni in quei giorni, diciamo in quel periodo, sono inferiori rispetto alla media, rispetto a quello che avviene nelle nostre basi. Quindi bisognerà trovare adesso una quadra di quello che si è detto, però bisogna fare attenzione quando si dicono certe cose. Sicuramente le sue dichiarazioni sono state come un fulmine a ciel sereno per il governo, che si è dovuto giustificare appunto per quelle che sono delle normali esercitazioni aeree, ma che non hanno nulla a che vedere poi con le operazioni vere e proprie nei luoghi di guerra. E poi i due leader, Coalizione per il Libano e Tajani, che sente appunto Teheran alla luce di questi rapporti che si sono incrinati appunto con l'Iran. Vediamo ancora un'altra notizia, c'è un'intervista a una delle ragazze che è sopravvissuta alla strage di Capodanno a Crans-Montana, si chiama Sofia, racconta il Corriere: per Kran non chiedo vendette. Poi andiamo in Inghilterra, Re Carlo III lascia Buckingham Palace, che resterà come un ufficio. Andiamo a vedere all'interno del Corriere, intanto in primo piano appunto questa tragedia in Venezuela, le scosse, i crolli, Venezuela nell'incubo. I dispersi sono 40.000 e qui vediamo alcune foto di quello che è accaduto nel paese sudamericano, appunto con queste due scosse di terremoto in 39 secondi. Si è verificato un doppio sisma, lì due placche si toccano, quindi un terremoto, due terremoti di origine tettonica, questo dice Stramondo dell'INGV. La prima scossa, vediamo, il 24 di giugno alle 18:04 di magnitudo 7.2, la seconda scossa sempre il 24 di giugno a distanza di un minuto di magnitudo 7.5, quindi la seconda ancora superiore alla prima dopo soltanto un minuto. Devastate la capitale Caracas e la zona costiera a nord del paese, quasi 200 le vittime confermate. C'è anche un italiano e si teme una catastrofe umanitaria. L'Italia tra l'altro già manderà degli aiuti umanitari a partire da oggi. L'emergenza sanitaria con tantissimi feriti lasciati per strada in attesa dei soccorsi. Appunto vediamo qui i primi aiuti da Cuba, dall'Italia, con la protezione civile, e anche Trump promette supporto. Sono 204, ma naturalmente sono dei numeri che in divenire, quindi chiaramente potrebbero essere anche superiori rispetto a quello che scrive oggi il Corriere. Gli edifici crollati, i palazzi polverizzati dai due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito ieri il Venezuela, il conteggio segnalato dal sito Mapa de Daños aggiornata a ieri sera, quindi è appunto anche il Corriere dice naturalmente precisa, è tutto poi da vedere con il tempo. Tutto il palazzo ci cadeva addosso, le testimonianze, 2 minuti di terrore, noi vivi per miracolo, le persone sotto shock e i bambini sono rimasti senza genitori. Andiamo ancora a vedere, sempre a proposito di questo focus sul Venezuela, nel Corriere, le chat e la corsa agli ospedali, la solidarietà tra gli italiani. Nella zona siamo in 10.000, l'ambasciatore De Vito dice c'è chi ospita in casa e chi cerca i dispersi. E poi ci sono anche 2 coniugi siciliani, la nuvola di polvere era immensa, hanno raccontato, abbiamo rivissuto la paura del terremoto del Belice. Ancora altre testimonianze, Ainet Stevens che vive in Italia, è una soubrette molto conosciuta che si trova in Venezuela, lo spavento e le telefonate, anzi non si trova in Venezuela, i suoi familiari sono in Venezuela, lo spavento e le telefonate, i miei familiari stanno bene, dice appunto la soubrette. E poi l'influencer italiano che vive a Caracas, sono di fronte alle macerie e sotto ci sono persone, racconta appunto ai suoi 2000 follower. Cambiamo argomento e sempre all'interno del Corriere vediamo una storia di cui parliamo ormai da 2 o 3 giorni, da quando purtroppo c'è stata questa tragedia familiare. L'uomo che ha ucciso
moglie e figlio. Ero in ansia perché Mirko era gay. Quello che ieri ha colpito tanto e che è stato riportato dalla stampa sono state invece le parole del ragazzo che durante un suo sfogo social aveva detto: per mio padre meglio morto che gay, e purtroppo il padre lo ha ucciso. La versione dell'omicida ai PM è stata questa: lui si drogava e pretendeva soldi, lei una nevrotica, quindi diciamo il padre non prende le distanze da queste affermazioni del figlio, quindi non era omofobia, ma in realtà il ragazzo si drogava, voleva dei soldi e questo sarebbe stato il movente. La moglie invece era una nevrotica. Fatto sta che vediamo appunto questa mamma accanto al figlio in questa foto, entrambi sono stati uccisi senza pietà. Vediamo il ritratto a proposito di Mirko, il ragazzino che pesava 150 kg, rifiutato perché omosessuale, sognava di diventare un cantante. I suoi brani erano stati pubblicati su YouTube. Parla la cantautrice Noemi e ha fatto questo commento: volevi essere libero. Restiamo su questa pagina perché si parla di un altro caso di cronaca. C'è stata molta apprensione per settimane per la scomparsa di due sorelline che sono state ritrovate. È stata alla fine arrestata la madre, ma adesso è fuori dal carcere. So di aver sbagliato, ha detto la mamma delle bambine che sono state portate via da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni appunto di ricerche e di apprensione. Vediamo la prima pagina della Stampa che oggi apre proprio con il caos delle ferrovie, caos treni. Salvini licenzia la D di Ferrovie dello Stato, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma. L'opposizione dice però è il ministro che se ne deve andare. E poi il pressing di Forza Italia e il via libera di Meloni prima dell'addio del manager in Paul Strisciuglio, indagato per invece la strage di Brandizzo. E poi ecatombe Venezuela, vediamo una donna che appunto è stata tratta in salvo, terremoto sopra i 7 gradi, 180 morti, 35.000 dispersi. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti, pagherete, dice l'Iran, Meloni, Macron, asse in Libano. Vediamo ancora una notizia, Angelo, però la prendiamo dal Fatto Quotidiano a proposito delle parole appunto di Rutte, del segretario della NATO. Ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula a riferire, così come è stato chiesto dalle opposizioni dopo le parole appunto del segretario dell'Alleanza Atlantica. Centinaia di missioni dall'Italia, questa è stata appunto la frase, anzi 500 aveva detto. E poi le interviste sull'altra pagina del Fatto Quotidiano. Il giurista D'Andrea dice per i voli americani era necessario il via libera delle due Camere. E poi il pacifista Vignarca, la scusa del governo è ridicola, la logistica oggi decide proprio le guerre, quindi diciamo un coinvolgimento ci sarebbe stato, anche se non diretto ma indirettamente sì. Grazie allora a Emanuela, che ritroveremo ancora più avanti. Intanto però ci fermiamo, breve sosta e poi i primi ospiti della mattinata. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato i primi ospiti, in realtà è un ospite soltanto, primo ospite, buongiorno a Stefano Finocchiaro, buongiorno. Buongiorno. Amministratore delegato di amministratore unico di Iperia SRL. Iperia SRL. Allora, parliamo di energie rinnovabili, perché la sfida sulle rinnovabili è una delle sfide più importanti dei nostri tempi. Diciamo che in questo decennio sicuramente l'Europa tutta vive una grande trasformazione, quella chiamata della transizione energetica, e l'Italia, soprattutto noi in Sicilia, la viviamo, dovremmo viverla da protagonisti. Il sistema energetico è un sistema molto complesso, ma in Sicilia ci sono delle condizioni, innanzitutto di tipo geografico, che permettono la produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo, come dire, più facilitato rispetto alle altre regioni. Penso al solare, pensiamo all'eolico. La sfida più importante è quella di riuscire a far sì che
che questi impianti possano coesistere nel migliore dei modi con il nostro territorio, quindi penso ad esempio all'agrivoltaico che permette di far coesistere le culture agricole esistenti o nuove con la produzione di energia elettrica, con il secondo obiettivo principe di portare dei contributi, dei benefici effettivamente a tutti i siciliani. In che modo? Cercando di calmierare, abbassare il prezzo dell'energia, visto che ne produrremmo abbastanza. Allora, il nostro obiettivo è di produrre tanta energia pulita, si chiama così, no? Energia pulita, sì, sì. In realtà però siamo un po' indietro, nel senso, voglio dire, arranchiamo, perché di fronte a circa 10,7 gigawatt già autorizzati non ne produciamo così tanti noi. Allora, diciamo che si è fatto molto in termini di iter autorizzativi, siamo andati abbastanza, diciamo, avanti, siamo partiti un po' lenti, ma è normale che le macchine amministrative e burocratiche abbiano il loro corso. Le difficoltà più importanti di oggi sono tendenzialmente due. Da una parte la difficoltà a poter immettere l'energia prodotta nella rete, questo perché i tempi per irrobustire la rete elettrica nazionale sono chiaramente più lunghi rispetto ad un iter autorizzativo. E dall'altra la concentrazione di lavoro, diciamo così, che deve essere portata avanti quando sul nostro territorio soprattutto si ha difficoltà a trovare delle risorse che hanno già le competenze acquisite per poter entrare, diciamo, in questo mondo del lavoro. Ecco. È innegabile però che un impianto fotovoltaico a casa ci dà tantissimi vantaggi, ci potrebbe dare tantissimi vantaggi, non solo dal punto di vista economico, attenzione. Chiaramente, diciamo che ha accentrato diciamo, un tema, quando si parla di energie rinnovabili spesso si parla esclusivamente di grandi impianti, ma in effetti la trasformazione più grande che dovremmo vivere è quella della chiamata generazione distribuita, cioè ognuno a casa sua, visto che consuma energia, potrebbe produrla banalmente con un semplice impiantino fotovoltaico sulle proprie coperture. Questo darebbe un beneficio ovviamente non solo all'ambiente, un beneficio economico e anche un beneficio a quella rete nazionale che ha difficoltà a sostenere tutti questi impianti. Mi perdoni, però molte volte magari una famiglia ha paura ad affrontare un'avventura di questo genere perché magari ci sono spese importanti da mettere in conto. So che ci sono comunque dei bandi regionali, dei bandi che in qualche modo favoriscono e stimolano la transizione, chiamiamola così, verso l'energia green. Però indubbiamente dobbiamo fare i conti anche con quello che abbiamo fatto noi negli anni. Ci mettiamo tutti dentro, abbiamo semplicemente consumato e abbiamo poche risorse adesso dalla natura che dobbiamo tutelare. Condivido diciamo, il suo punto di vista, ma credo anche che oggi il freno più importante nella diffusione del fotovoltaico di tipo residenziale è di tipo, diciamo, culturale, perché ormai gli impianti fotovoltaici hanno un prezzo veramente irrisorio e sui nostri territori spesso notiamo case a volte senza facciata, ma con 3 bagni di servizio che nessuno mai utilizzerà. Ecco, quando si fa una casa, magari un bagno in meno, un impianto fotovoltaico in più. Ecco. Questo potrebbe essere anche uno slogan da questo punto di vista. Senta, la transizione energetica può diventare anche una sorta di diciamo, politica industriale che deve essere abbracciata. Ma sicuramente intanto il comparto, diciamo, delle energie rinnovabili è un comparto abbastanza grande, con ingenti, diciamo, risorse che vengono investite costantemente e che vorrebbero essere investite sul nostro territorio, con una ricaduta occupazionale veramente importante, soprattutto in Sicilia. Sfido, non credo che ci siano altri comparti in questo momento con questo tasso comunque di crescita. Dall'altra l'effetto secondario che deriva da una produzione di energia rinnovabile, diciamo, in Sicilia in modo massiccio, è che il prezzo dell'energia, se ci sono le condizioni, possa essere abbassato e questo diventerebbe attrattiva per industrie, per nuovi consumatori e quindi un volano che parte e che difficilmente possa essere, diciamo, arrestato. Tutto questo si deve fare nel rispetto ovviamente del territorio. Ovviamente. Diciamo che già il quadro normativo è abbastanza, come dire, chiaro, anche se si discute sempre, adesso diciamo a Palermo si discute di un altro decreto. Al di là delle norme che dobbiamo rispettare, credo che tutti gli operatori dobbiamo avere la responsabilità di rendere, diciamo, sostenibile questa transizione energetica dal punto di vista, diciamo, sociale e ambientale. Per questo prima facevo cenno ad esempio all'agrivoltaico, diciamo che
nasce ormai come la nuova prassi. Possiamo di spiegare produzione. in che cosa consiste? Cioè ci sono i campi sotto e sopra ci sono questi pannelli. Esattamente, diciamo è un sistema che prevede la coesistenza di qualcuno che coltiva la terra sotto e di qualcuno che produce energia elettrica sopra, ma non è soltanto un binomio, non è soltanto una somma, ma un modo di aiutarsi a vicenda, perché l'ombra di un pannello solare potrà aiutare alcune colture ad essere meglio portate avanti e dall'altra parte la produzione di energia elettrica avverrebbe con un impatto praticamente quasi inesistente rispetto a un semplice impianto fotovoltaico. Allora, la sfida è lanciata, buon lavoro, grazie per questa Grazie a voi. avventura che avete raccontato qui stamattina a Buongiorno Sicilia. Si chiama Iperia, questa nuova azienda. L'amministratore unico con noi, Stefano Finocchiaro, e ci ritroviamo magari più avanti per capire a che punto siamo con le energie rinnovabili, che cosa stiamo facendo nella nostra terra. Grazie e buon lavoro. Un piacere. Una breve sosta ancora e poi torneremo di nuovo insieme per parlare di musica. Vedete, a Buongiorno Sicilia si passa dall'energia rinnovabile alla musica, al tango in particolare. A dopo. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Tanto sole, ma segnaliamo isolati temporali di calore sui rilievi. Diamo uno sguardo in Sicilia, dunque il contesto sarà anticiclonico. Una giornata ben assolata, ma poi segnaliamo nelle aree interne temporali di calore che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Caldo sì, ma non si tratterà di un caldo eccezionale. Le temperature massime infatti non andranno oltre i 32-33 gradi. E per quanto riguarda la giornata di sabato, stesso scenario meteorologico. Inizialmente il tempo sarà stabile con clima asciutto. Poi, come possiamo notare dalla grafica, avremo dei fenomeni nelle aree interne. Si tratterà sempre di temporali di calore che tenderanno via via ad esaurirsi. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo. Eccoci tornati a Buongiorno Sicilia, stamattina una puntata particolarmente frizzante, dobbiamo ricordare che è l'ultima della stagione, però c'è tanta roba ancora da mostrare, da fare vedere ai nostri amici a casa. Buongiorno ad Angelo Grasso. Buongiorno a tutti. Direttore artistico di Tango di Catania Tango Festival. Intanto ci spiega che cos'è il Catania Tango Festival, come nasce, perché nasce. Ormai sono 24 anni. 24esima edizione, sì, siamo partiti nel 2001, abbiamo avuto i 2 anni di Covid di fermata, però diciamo il festival è un incontro internazionale di tangheri che vengono in una location particolare come quella appunto catanese e si incontrano. L'anno scorso avevamo ospiti da 26 paesi del mondo. E quest'anno? Quest'anno siamo già arrivati a 20, per cui diciamo... Insomma, le date ancora sono lontane. Le date sono 16 lontane, di agosto. però le prenotazioni arrivano presto perché chiaramente la Sicilia e Catania diventano... Stiamo vedendo anche delle belle immagini. Sì, ho visto. E la Sicilia e Catania diventano una meta turistica per cui la gente che vuole fare turismo, cultura e tango si prenota per tempo, per cui abbiamo già tantissime prenotazioni per un evento che chiaramente dà lustro anche alla città perché in quella settimana, quest'anno dal 12 al 16 agosto, la città si tinge di tango. Ogni piazza diventa punto di flash mob quotidiano. Lei ha certamente la situazione del polso per quello che significa il tango per la città di Catania nel caso specifico. La città di Catania perché secondo lei ha questi contatti così forti, questa passione per il tango? Sta nella natura probabilmente, sta nelle nostre origini anche i collegamenti con questo ballo? Ha detto tutto. I più importanti artisti e musicisti di tango hanno nomi italiani, Piazzolla, Di Sarli, D'Arienzo, quindi diciamo il legame fra la nostra cultura e la cultura argentina è quella di quelli che l'hanno trovata negli anni dell'emigrazione, per cui il tango che nasce fra i migranti diventa un sentimento che poi viene vissuto oggi in una maniera un po' diversa, ma viene vissuto con quello che è la tradizione, quindi quello che ha portato alla sua nascita.
Prima lei faceva cenno a quello che saranno le attività, che non saranno soltanto attività di ballo. No, assolutamente. Saranno dei giorni intensi, 5 giorni piuttosto intensi. Un festival è quello che è, diciamo, un contenitore che contiene tantissime cose. Abbiamo la musica dal vivo, le serate di ballo all'anfiteatro Le Ciminiere, gli artisti, un gruppo nutrito di artisti che sta facendo e sta portando avanti la tradizione del tango verso il terzo millennio. Avremo 3 coppie di grandi ballerini che faranno workshop nel pomeriggio, esibizioni e show la sera, quindi si tratta di un evento a 360 gradi per vedere e vivere soprattutto la cultura del tango. Quest'anno lei dice che ci sono già 20 paesi che hanno già dato la loro adesione a questo festival ormai internazionale, diciamo così, no? Perché si svolge a Catania, ma è un festival davvero internazionale. Ci sono delle coppie importanti, possiamo già annunciare? Sì, senz'altro. Il cast di quest'anno è molto variegato, perché quello che noi vogliamo far vedere è la grande sfaccettatura che il tango argentino mostra oggi al mondo. Avremo Gio Corbata e Lucilla Cionci, che sono una delle coppie più carismatiche che in questo momento il tango possa avere a livello internazionale. Avremo anche Neri Piliu e Janina Quisnones, ma avremo anche i campioni mondiali di tango scenario del 2022, Riccardo Astrada e Costanza Vietto. Quindi tango per tutti i gusti, ognuno potrà trovare in essi quello che chiede al tango, perché possa il tango essere suo. Senta, ci sarà anche musica dal vivo? Assolutamente sì, avremo l'Hyperion Ensemble, che è un ensemble contemporaneo che però naviga nella tradizione, per cui la musica dal vivo porterà i ballerini sulla pista dell'anfiteatro Le Ciminiere a ballare come si ballava il tango una volta. Una volta il tango era ballato solo con le orchestre, per cui oggi riportare questa tradizione all'interno di un festival diventa molto importante da un punto di vista di ricerca culturale, chiaramente. Traguardo importante quello dei 24 anni? Sì. Ma poi faremo le nozze d'argento il prossimo anno. Ma io volevo arrivare ad un'altra diciamo, ad un altro diciamo, punto di vista, perché se sono trascorsi 24 anni, nel corso dei quali sono passati da Catania nomi illustri, ce ne saranno anche quest'anno, però ci sono dei riconoscimenti anche internazionali al Festival Catanese del Tango, non solo al festival, a quella che è la manifestazione, ma anche ad Angelo Grasso, perché diciamo che il tango di Catania, il Festival del Tango di Catania ha vinto l'Oscar diciamo nel 2019, se non dico male, e poi al direttore artistico il miglior organizzatore di eventi di tango. Io diciamo che c'è un riconoscimento. C'è un riconoscimento. Questi erano i Premios Tango, i cosiddetti Oscar del Tango, che era una istituzione che esisteva prima del Covid. Dopo il Covid non è più stata ancora ripristinata e in effetti è stato il Festival di Catania è stato nella nomination dei primi 3 festival internazionali al mondo, e io poi sono stato invece nella terzina, ma poi ho vinto anche il Premio Stanco come miglior organizzatore di eventi all'estero. Allora possiamo prima di salutarci ricordare le date, le sottolineiamo, le evidenziamo, perché magari vedendo queste immagini, sentendo le notizie che stiamo dando questa mattina, chi magari ha un pensierino latente può incominciare a pensare di avvicinarsi al tango, no? E poi è una cultura. Il tango non è solo un ballo, è una cultura, è una filosofia, per cui chi entra poi all'interno del tango scopre tantissimi elementi che fanno parte del quotidiano, che faranno parte del proprio quotidiano. E quest'anno le date sono dal 12 al 16 agosto, ogni piazza della città, da Piazza Duomo a Piazza Dante a Piazza Stesicoro, sarà oggetto di flash mob quotidiani, per cui la gente potrà vedere il tango in quel punto in determinati momenti della giornata, ma poi ogni sera show e ballo all'anfiteatro Le Ciminiere, questo è importante. Ci prepariamo ad una bellissima estate al ritmo di tango. Grazie per essere stato con noi ad Angelo Grasso, che è il direttore artistico del Catania Tango Festival. In bocca al lupo anche per l'edizione di quest'anno. Ci fermiamo ancora e fra poco saremo ancora con voi con altri ospiti.
Altro segmento di Buongiorno Sicilia, do il bentornato alla professoressa Ida Nicotra. Grazie per essere con noi, è la Presidente della Scuola Superiore di Catania, che è un'eccellenza della città di Catania. Mi permetto di dire che Catania ha un fiore all'occhiello che di pari passo con l'Università di Catania regala delle opportunità importanti ai nostri ragazzi. Sì, la Scuola Superiore di Catania è in effetti parte dell'Università di Catania, è un gioiello in cui vengono diciamo, reclutati gli studenti e le studentesse migliori, i talenti che usciti dalle scuole superiori, siamo in un momento di svolgimento degli esami di maturità, decidono di provare il corso di ammissione, il concorso di ammissione alla scuola superiore e verranno scelti 20 ogni anno, 10 delle classi STEM e 10 delle classi umanistiche, per fare questo percorso all'interno appunto del nostro Ateneo e avendo tutte le diciamo, i benefici e le opportunità che la Scuola Superiore di Catania offre insieme al diciamo, corso di studi normale, fra virgolette, che loro scelgono al momento dell'immatricolazione all'interno del nostro Ateneo. Professoressa, parliamo di eccellenze ovviamente. Parliamo assolutamente di eccellenze, però vorrei come dire, sottolineare che la scuola superiore è un percorso che tutti gli studenti e le studentesse possono provare, perché il concorso di ammissione è alla portata di tutti, si tratta di 2 prove scritte e di una prova orale in cui deve essere diciamo, in qualche modo colto la capacità di studio, di ricerca, la passione per diciamo, anche l'innovazione, quindi sfatare pure il mito della necessità di avere 100 alla maturità, perché non serve, tutti possono partecipare e quindi mettersi in gioco è una sfida per il futuro di questi giovani, ma anche una grandissima opportunità che l'Università di Catania attraverso la scuola superiore offre soprattutto ai nostri studenti, alle nostre studentesse, e in qualche modo fissa come dire, fa esercitare quel diritto a restare, all'arrestanza, che è fondamentale. Quindi studiare in Sicilia per lavorare in Sicilia e per restituire al territorio tutta la formazione, la professionalità che questo istituto di eccellenza offre ai propri giovani, che è la capacità di formarsi professionalmente, quindi intersecando le discipline STEM con le discipline umanistiche, potremmo dire un umanesimo tecnologico alla luce anche della grande diciamo, innovazione dell'intelligenza artificiale, ma direi che soprattutto è la crescita personale, diventare cittadini, persone consapevoli, il punto centrale della Scuola Superiore di Catania. E su questo volevo soffermarmi, perché i ragazzi hanno una grande opportunità, quella di vivere ma in maniera piena, proprio perché c'è la possibilità di stare all'interno della struttura, poter utilizzare quelle che sono poi le risorse che vengono messe a disposizione, con il sostegno e il supporto di laboratori, di corsi particolari che vengono indirizzati proprio in maniera mirata. Sì, in effetti lei ha colto un punto centrale, l'aspetto, diciamo, la peculiarità della Scuola Superiore di Catania è la residenzialità, quindi l'obbligo degli studenti di risiedere all'interno di questo college che si trova a Villa San Saverio, la sede appunto della scuola superiore, in cui loro gratuitamente usufruiscono di tutti i servizi, di tutte le attività, dal vitto, l'alloggio, il campo sportivo, la possibilità di riunirsi e di fare comunità all'interno di questa scuola, ripeto, tutti
tutto a carico dell'Ateneo, quindi gratuito per loro, e formarsi attraverso, diciamo, dei corsi aggiuntivi rispetto ai corsi ordinari dell'Università di Catania, e avendo anche accanto un tutor che li accompagnerà fino alla fine della loro formazione, dei loro corsi di studio, per indirizzarli, per consigliarli, li prenderà per mano nel lungo e affascinante percorso che loro sono chiamati a svolgere. È un percorso che deve andare di pari passo con quello che succede proprio nella facoltà scelta, bisogna essere in regola con le materie, non bisogna andare in ritardo, insomma è un impegno, però un impegno che alla fine dà dei risultati importanti. Sì, esatto. Evidentemente devono essere in regola con le materie, devono avere una certa media e evidentemente diritti e doveri per giungere poi alla fine del percorso a ottenere col diploma della Scuola Superiore di Catania il master di secondo livello, perché esiste appunto questa equipollenza come avviene nelle altre scuole superiori d'Italia, che sono collegate attraverso una rete appunto di collaborazione alla Scuola Superiore di Catania, e quindi anche da questo punto di vista è una grandissima chance, una grandissima opportunità per loro, perché è come se conseguissero anche un ulteriore titolo di studio, non solo la laurea, non solo il diploma della scuola, ma anche il master di secondo livello. Quindi direi che il mio invito è alla iscrizione al concorso di ammissione, c'è tempo fino all'1 settembre e quindi ci aspettiamo anche una grande partecipazione e tanti candidati e tante candidate che possono concorrere per poter essere allievi della Scuola Superiore. La mission è quella di una maggiore integrazione anche con il territorio. Assolutamente sì, la Scuola Superiore di Catania, come devo dire tutta l'università, sta provando a essere un ponte con il territorio, con le imprese, con gli ordini professionali, affinché i nostri allievi possano sperimentare da prima del conseguimento del titolo di studio quali sono gli sbocchi professionali, le opportunità lavorative, e quindi avere un confronto diretto con il mondo degli adulti, che è poi, diciamo, l'aspetto più importante, perché l'università, in questo caso la scuola superiore, è il mezzo affinché si possa trovare un'occupazione diciamo che in qualche modo racchiude i sogni e le ambizioni legittime di questi allievi e di questi allievi che studiano, che dimostrano di avere talento, passione, curiosità e quindi voglia di mettersi anche in gioco nella vita poi reale. Grazie davvero alla professoressa Ida Nicola, presidente della Scuola Superiore di Catania. Buon lavoro, perché fate un lavoro prezioso per i nostri giovani e speriamo che i ragazzi possano prendere davvero quello che voi offrite, questa grandissima opportunità possa essere finalizzata poi, come diceva lei, per la loro vita lavorativa e quindi anche per la nostra società, perché saranno la futura classe dirigente. Ci fermiamo ancora, però adesso vi facciamo vedere quelli che sono gli appuntamenti più importanti del fine settimana in Sicilia, poi saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Tra le isole Eolie torna Volcanic Attitude, il festival di cultura contemporanea che dal 25 al 28 giugno mette in relazione arte, ricerca scientifica e paesaggio vulcanico. Il programma comprende performance, incontri, esplorazioni e momenti dedicati alla conoscenza del territorio lungo un percorso costruito attorno alla natura e all'identità delle isole. Trecastagni ospita dal 26 al 28 giugno la quarta edizione del Festival Vulcani, manifestazione interamente dedicata all'Etna e alle terre vulcaniche. 3 serate tra divulgazione scientifica, fotografia, musica e cultura, con ricercatori, artisti e studiosi chiamati a raccontare i vulcani come fenomeni naturali e simboli identitari delle comunità che vivono alle loro pendici.
Dal 26 al 28 giugno il borgo di Dattilo, frazione di Paceco, in provincia di Trapani, celebra uno dei simboli della pasticceria siciliana con il Dattilo Cibus Fest. La manifestazione propone 3 giornate dedicate al cannolo e agli altri prodotti del territorio, accompagnate da musica, folklore, tradizioni popolari e preparazioni realizzate sul momento. Sapori locali, storie e spettacolo animano Giuliana in provincia di Palermo con l'Oliva Giarraffa Fest, in programma dal 26 al 28 giugno. La manifestazione valorizza l'antica cultivar del territorio e l'olio biologico locale attraverso degustazioni, musica, iniziative culturali e visite al castello di Federico II. Sabato 27 giugno Francesco Gabbani arriva alla Villa Bellini di Catania con una tappa del suo Live Tour 2026. Il concerto, previsto alle 21:30, rappresenta l'unico appuntamento siciliano della tournée estiva e porterà sul palco brani più conosciuti del cantautore insieme alle canzoni del suo vasto repertorio. Prende il via il 27 giugno il Sicilia Jazz Festival, che trasforma Palermo in un grande palcoscenico diffuso. Concerti, produzioni orchestrali e incontri tra musicisti italiani e internazionali coinvolgono alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, con un programma che proseguirà fino al 12 luglio e comprenderà appuntamenti anche in altre località dell'isola. Domenica 28 giugno si apre a Favignana, in provincia di Trapani, il Festival Florio, rassegna culturale delle isole Egadi, dedicata a musica, teatro, letteratura e memoria. La serata inaugurale, negli spazi dell'ex stabilimento Florio, prevede la consegna del premio Favignana per il teatro a Leo Gullotta, dando inizio a una programmazione che continuerà fino al 5 luglio. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo buon weekend. Allora, abbiamo visto cosa c'è questo fine settimana in Sicilia, adesso ci proiettiamo però alla fine del mese, al 30 giugno. Buongiorno a Viviana Lombardo, assessore alle politiche giovanili del Comune di Catania. Non solo questa delega, grazie anche per essere con noi a Pier Maria Capuano, che è consigliere comunale proprio del Comune di Catania. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un'iniziativa che è di grande inclusione, permettetemi di dire, di utilizzare questo termine, tutti per uno, escluso nessuno. Comincio con l'assessore Lombardo e poi andiamo da Pier Maria, che so che si è speso tanto per questo appuntamento. Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, è un evento che si innesta all'interno di un programma che è quello della giornata nazionale delle periferie urbane, che l'amministrazione comunale, questa amministrazione, ha deciso di svolgere nel quartiere di Librino, quindi precisamente in piazza dell'Elefante, e l'evento, come diceva... un luogo simbolo per la città di Catania. È un luogo simbolo, è quello che è stato denominato da sempre la periferia per eccellenza, ma che noi riteniamo sia invece in realtà un quartiere particolarmente vivace, un quartiere dove c'è tanto bisogno di organizzare eventi, momenti di aggregazione, momenti di inclusione. E quindi, come dicevo, abbiamo scelto Piazza dell'Elefante e questo evento si svolgerà giorno 30 giugno a partire dalle ore 18. Quindi nel tardo pomeriggio. Per ovvi motivi di caldo, perché Piazza dell'Elefante è una piazza molto soleggiata, molto grande, molto bella e tra l'altro da poco anche rimessa a nuovo, anche grazie al nostro collega assessore alle manutenzioni, ma presenta la pista da skate park, lo skate park, la pista appunto di pattinaggio, ci sono tante cose anche per fare sport, chiaramente non si possono fare di giorno a giugno, quindi abbiamo scelto una fascia serale. Assolutamente no, vado da Pier Maria Capuana perché... dicevo prima, si è speso tantissimo per questa iniziativa, che è una giornata promossa dalla Agenzia Eventi in Stile, con la collaborazione anche dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Catania. Sappiamo qual è l'obiettivo, che è quello dell'inclusione, non lasciare nessuno fuori e il recupero, diciamo, delle periferie, di quelle che sono considerate lontane, quartieri lontani dal centro, e molto spesso magari si sentono un po', non dico abbandonati, però esclusi da quella che è la vita proprio della città.
Buongiorno a tutti. La legge dello Stato, la 170 del 2025, ha istituito proprio il 24 giugno la giornata nazionale delle periferie, su iniziativa del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle periferie, che è stato qui in visita a Catania, l'onorevole Alessandro Battilocchio. E Catania è stato, grazie anche all'impegno dell'amministrazione, tra le prime città in Italia ad aver ricevuto proprio il contributo per poter organizzare la prima giornata nazionale delle periferie. Si è scelto la data del 30 proprio perché insieme all'assessore Lombardo, ma insieme anche all'assessore Petralia, si voleva dare un segnale che, al di là della ricorrenza, dal valore simbolico e importante, quello del 24 giugno, si voleva dimostrare che le periferie possono essere al centro della questione politica e quindi dell'interesse dell'amministrazione, non uno spazio residuale di margine, ma uno spazio invece da cui guardare con prospettiva l'intera città. Allora possiamo guardare questa città nel suo complesso. È una città che ha tante contraddizioni, sicuramente come tutte le grandi città metropolitane. È una città che ha necessità di confrontarsi. Io parlo, chiaramente mi metto dall'altra parte, non sono all'interno dell'amministrazione, ma di confrontarsi con chi mi amministra e per dire: guarda, esisto anch'io, ho voglia di partecipare alla vita attiva della città. Sì, è vero, Catania è una città dalle mille sfaccettature, però è altrettanto vero che Catania ci regala tantissime soddisfazioni. Pensiamo per esempio a tutti gli sportivi che sono emersi proprio nel quartiere di Librino, visto che stiamo parlando di Librino, oppure pensiamo a tutto quello che viene fatto con la fondazione di Antonio Presti proprio a Librino. Per questo abbiamo scelto quel quartiere. Noi non escludiamo nei prossimi anni chiaramente di ripetere l'iniziativa, perché questo è solamente il primo anno, quindi quest'anno stiamo cominciando da Librino, magari il prossimo anno sarà San Giovanni Galermo, potrà essere insomma qualunque altro quartiere di Catania. Però gli eventi che saranno fatti proprio metteranno un focus proprio sui giovani. E perché abbiamo voluto questo? Perché noi riteniamo che la politica in questo senso abbia una grande responsabilità. La politica, quindi noi amministratori, ma anche in generale il mondo degli adulti, perché noi diciamo sempre che i nostri giovani sono distratti, sono troppo incollati ai telefonini, ci lamentiamo della devianza minorile, ci lamentiamo della dispersione scolastica, ma siamo noi adulti, appunto, noi amministratori, a dover mettere i ragazzi nelle condizioni di avere degli spazi di aggregazione, dei momenti ludici e dei momenti appunto di distrazione dalle devianze. Proprio per questo abbiamo deciso anche di coinvolgere l'ASP, che interverrà con due momenti diversi. Interverrà con un camper, che è il camper quello contro le dipendenze patologiche, quindi non solo gioco d'azzardo ma anche contro le sostanze stupefacenti, e inoltre con le campagne di vaccinazione, in particolare papillomavirus, trattandosi di ragazzi. E a questi ragazzi che cosa offriamo? In maniera proprio diretta. Intanto un'altra prospettiva, quella di una valorizzazione del proprio territorio. Per chi vi abita non si deve sentire abbandonato dallo Stato e dalle sue istituzioni, non si deve sentire, come diciamo prima, ai margini, perché valorizzare le periferie significa ridurre le disuguaglianze, significa valorizzare la crescita e lo sviluppo di un territorio che sappiamo benissimo essere numerosissimo, e sono tante le periferie di Catania a cui bisogna dare questa attenzione nello sviluppo del territorio e in una prospettiva, quella di rendere i cittadini sempre più protagonisti di quel cambiamento che si chiede a gran voce. Ci sono tanti punti di vista, dal sociale, dallo sport, da quello culturale, dall'arte, lo citava prima l'assessore con il lavoro che fa Antonio Presti, ma le tante cooperative, associazioni, società sportive che sforrano anche campioni a più livelli nazionali e addirittura europei. Quindi dobbiamo dare una lente di ingrandimento per far conoscere quella bella realtà e quelle persone che si rendono ogni giorno protagonisti di quel cambiamento e che non vanno lasciate sole. Ed è per questo che è una giornata anche per ringraziarli e dare ancora più quella considerazione di cui hanno bisogno, ma che senza anche quella ogni giorno continuano a fare il proprio lavoro. Allora, diciamo che ci saranno diverse attività che si potranno svolgere nel corso di tardo pomeriggio, fino a che ora andate avanti? Comincia alle 18 e poi chiuderemo intorno alle 20:30. Quindi 2 ore intense. 2 ore e 30, sì. Cominceremo con gli sbandieratori, quindi con uno spettacolo, poi faremo dei laboratori di ceramica, dei laboratori di cucina, anche di make-up. Poi ci saranno si spazia. Assolutamente, ci sarà una torta di oltre 5 metri creata da dei ragazzi che hanno delle disabilità e che sono stati appunto integrati in questo grandissimo progetto. Ci saranno dei corsi di autodifesa, quindi
quindi arti marziali a cura chiaramente di sportivi locali. Poi ci sarà la premiazione anche appunto delle realtà sportive che operano nel territorio, e poi interverranno tutte le associazioni con i loro giovani che si occupano anche di post scuola e, come dicevo prima, di lotta contro la dispersione scolastica, tant'è che interverrà anche il presidente del Tribunale per i minorenni, il dottore Roberto Di Bello. Un coinvolgimento a 360 gradi con attività che, come diceva prima anche Pier Maria, non sono soltanto di carattere ludico, ma sono anche di carattere culturale, sono anche di partecipazione. Utilizzo questo termine perché mi piace stamattina il termine partecipazione, nel senso di coinvolgimento. Lo vogliamo ricordare l'appuntamento quando e dove? Martedì 30 giugno a Piazza dell'Elefante, per far sì che quei cittadini che talvolta magari si possono sentire distanti dal centro, abbandonati o relegati ai margini, in realtà possono sentirsi sempre ancora più protagonisti. Ricordo soltanto che il 24 giugno è stata istituita perché ha un valore simbolico questa data. Moriva infatti Fortuna Loffredo, veniva barbaramente uccisa questa bambina di soli 6 anni al Parco Verde di Caivano, però è la dimostrazione che da un dramma si deve ripartire con impegno, con concretezza e con quelle che possono essere azioni dello Stato per mostrare la presenza ancora una volta rispetto a fatti drammatici che invece devono essere convertiti, come la riqualificazione di una zona della città. Grazie all'assessore Viviano Lombardo, assessore alle politiche giovanili del Comune di Catania, grazie a Pier Maria Capuano che è consigliere comunale proprio a Catania. Vi chiedo di restare un attimo qui con me perché adesso apriamo un'altra finestra a Buongiorno Sicilia, andiamo a sentire il nostro Marco Amato, c'è l'oroscopo. E allora Marco, siamo praticamente all'appuntamento finale della nostra trasmissione di quest'anno. Che cosa ci dici su quella che sarà la nostra estate? Ci fai una previsione dell'estate? Certamente, con grande piacere. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Dunque, per quest'ultimo giorno della stagione vi narro un po' di un'estate che vedrà protagonista la presenza di Giove, il Leone. Giove è pianeta della fortuna, dell'abbondanza e dell'espansione, e il Leone è il pianeta del Sole, quindi tutto è in chiaro, tutto è trasparente. Una grande capacità di Giove è di essere peraltro il pianeta della sintesi, la sintesi positiva, ovvero l'ottimizzazione delle cose sotto un'attenta supervisione. Dunque, avevo detto a inizio anno che sarebbero cambiate molte governance e che tante cose della nostra società sarebbero evolute. Vediamo ora per i segni zodiacali quali sono gli auspici in particolare. Dunque, per l'Ariete, come tutti i segni di fuoco, chiaramente Giove e Leone porta molta fortuna. L'Ariete è il segno zodiacale che ha anche Nettuno, pianeta dei mari, della psiche e dell'arte, e anche Saturno nel suo cielo zodiacale, pianeta del lavoro e dell'autosufficienza e del razionale. Dunque, cari Ariete, questa è l'ultima estate in cui lavorerete da dipendenti, perché ogni Ariete diventa grande, ogni Ariete diventa forte, e quest'estate vi porto un regalo in particolare. La bella Venere vi sorride, quindi vi riprendete tutto in amore dopo un anno di fatica in cui è pur lecito gioire di volta in volta. Toro, un'estate caratterizzata dalla liberazione assoluta del vostro cielo. Marte tra pochi giorni andrà dal vostro segno zodiacale. Un scontro dopo 7 anni è impossibile, la vostra prima estate dopo 7 anni in cui potete essere veramente di nuovo felici. Gemelli, per voi invece è l'estate delle novità, dei cambiamenti, delle passioni, tutto si sussegue a un ritmo velocissimo, tutto va avanti in un turbinio di cose, perché siete il segno che ospitate il pianeta Urano, quindi gemelli poliedrici più che mai, multitasking come sempre, ma soprattutto con l'estate più divertente e inaspettata della vostra vita. Cancro, per voi che siete signori della luna e del cielo stellato d'estate, il sole è nei vostri gradi zodiacali, anche Mercurio e Giove che dopo un anno, dopo aver fatto tutto quello che poteva per voi, vi saluta giorno 30 per andare in Leone. Quindi sarà un'estate di considerazioni, di tirate di somme, insomma. Dovete fare un po' di sintesi e capire cosa volete fare di voi stessi. Leone, il vero trionfatore di quest'estate, Giove e Venere ve la inaugurano, sarà un'estate di fortuna, di amore e passione un po' per tutti. Vergine, segno zodiacale che d'estate, soprattutto nella seconda metà, diventa lui il protagonista.
una vergine che si riprende da tante ferite, che riaggiusta tutto, una vergine innamorata, una vergine molto più serena e positiva, bilancia. I pianeti per voi si fanno un pochino scontrosi, ma quest'estate è un lungo scioglimento di nodi che avete lungamente attardato. Scorpione, per voi l'estate bella è proprio fine giugno, inizio luglio, quando i pianeti in Cancro vi danno forza, energia e passione. Il resto forse dovrete dibattere un po' in una situazione di coppia un po' particolare, come sempre del resto. Giove è il pianeta del Sagittario, segno zodiacale che gode più di tutti della nuova posizione. Non vi parlava da un po' il vostro pianeta, ma con Venere inaugura un'estate assolutamente positiva e piena anche di tanti denari, quindi fate affari, cari Sagittari, un ottimo periodo. Capricorno, per voi il cielo si sgombra, Giove, il grande finanziatore, non è più in opposizione, quindi potete essere più sereni dal punto di vista economico e di investimento. Lo stratega dello zodiaco, il Capricorno, torna di nuovo a essere battitore libero, un'estate molto romantica per il Capricorno. Acquario, a voi l'estate è assolutamente più originale, con un sole in opposizione soprattutto ad agosto che vi porterà veramente una vera e propria vita, cambio di scenario, cambio di persone, qualcosa da lontano vi chiama e voi lo inseguirete. Pesci, a proposito del segno della rimembranza che è romantico d'estate, finalmente si riposa. Anche voi come il Toro avete un cielo sgombro e libero, quindi vi godrete un'estate molto serena fino a settembre, quando poi invece sarà un mese di riprogrammazione. E quindi, detto questo, auguro a tutto lo zodiaco una felice estate, come la auguro a tutta la redazione. Grazie ancora per questo bellissimo anno passato insieme. Un grazie alla padrona di casa, al direttore, a te Angelo, a Lorena, Manuela, a Roberto e a tutti quanti, ad Edoardo Caro. Ci rivediamo, spero, alla prossima stagione. Un abbraccio e buona estate. Grazie Marco, anche a te una buona estate. E adesso attenzione, perché si parla d'estate, e allora quando si parla d'estate sulle nostre reti la trasmissione per eccellenza è Playa Bonita. Buongiorno, bentornati. Jair Giuffrida, a Bettux e Giovanni Santangelo. Allora, perché siete qui? Perché Perché stiamo arrivando. Quando arrivate? Presto. Presto, no. 6 luglio. Sì, 9 o 6. Mettetevi d'accordo. 6. Siamo sicuri che il 6? Prima del telegiornale di Telecolor. Allora, quindi andiamo in onda alle 13:30, perché il telegiornale di Telecolor, l'ora di pranzo, va in onda alle 14, quindi prima fino del a tarda notte. Fino a tarda notte. Anche mezzanotte e 30. Anche no, parliamo intanto... Per i notturni. Ma soprattutto tutti i giorni. Allora, io vi faccio adesso una domanda. Attenzione, vediamo chi mi risponde. Mamma ragazzi. Sapete che avete una grandissima responsabilità? Perché Playa Bonita è una trasmissione cult, una trasmissione di grandissimo successo, è una trasmissione quindi che quest'anno avete la responsabilità di portare avanti. Non vi voglio intimidire assolutamente, però insomma ci potete dire che cosa state organizzando? Allora, innanzitutto diciamo una cosa che è importantissima da dire, che siamo andati già in giro, abbiamo fatto già tante stiamo preparando tante cose e le aspettative sono alte. C'è stata tanta partecipazione dai ragazzi, da tutte le persone che abbiamo intervistato in spiaggia, anche la sera quando siamo andati anche in giro a fare le interviste. Avete messo praticamente in movimento una macchina infernale con Playa Bonita. C'è tantissima curiosità, ho visto. Tutti in giro mi chiedono: ma quando inizia Playa Bonita? Adesso lo possiamo dire. L'abbiamo già detto, L'abbiamo già detto, lo possiamo ribadire. 6 luglio. Allora, prima di... non mi avete detto nulla però. Cioè, una cosa carina che avete fatto. Giochi, interviste, non dire un'intervista particolare che avete fatto con qualcuno. Allora, Playa Bonita, voglio dire, parla dell'estate, quindi tutti gli argomenti sono quelli estivi, no? Le tendenze, le mode, la musica, parleremo un po' di tutto. Guarda, qualche cosa che avete già realizzato in giro, sono piccoli spezzoni di qualcosa che avete già portato a casa? Sì, sia di giorno che appunto la sera, perché comunque si sa, no? Catania in estate sempre attiva. Si vive sia di giorno che di sera. Il mare poi ovviamente è il richiamo per tutti. Diciamo quindi... che disturbiamo i catanesi a qualsiasi ora della giornata. Anche di notte. Dirò, più che disturbare, c'è da dire che quando siamo arrivati in spiaggia, c'è una cosa molto bella. Erano tutti quanti in silenzio, poi siamo arrivati noi, torna Playa Bonita e tutti si sono un po' animati, anzi hanno detto proprio, dice, siete stati l'anima di questa spiaggia questa mattina. Ci mancavate. Allora io però volevo fare una domanda a Jair, perché capisco che lei è l'unica donna. Non lo sappiamo.
Cioè, non lo... No, lo è. Cioè, non lo so nemmeno io. Lo sappiamo. Come fai a stare insieme a loro due, insomma, a tenerli a bada? O come facciamo noi a tenerla a bada? Allora, la domanda l'ha fatta a me. Vai, rispondi. Mi trovo molto bene. Sono molto vivaci, però sono dei bimbi bravi. Bimbi bravi, Sì, mi piace sì, questo, sì, sì. mi piace questo Sono dei termine. bimbi bravi, Dei bimbi bravi. Perché siamo Bravi siamo bimbi. giovani. Adesso mi dite voi qualcosa di Jair? No, noi non la sopportiamo, cioè nel senso lei non è per niente brava, cioè, nel senso, noi siamo preferiamo andare da soli. Stiamo facendo un po' di zizzania stamattina, come si dice da questa No, non è vero. Va bene, d'accordo ragazzi, allora vogliamo ricordare di nuovo l'appuntamento, cominciare dal 6 di luglio, si comincia all'ora di pranzo con la trasmissione Playa Bonita, prima del telegiornale di Telecolor, quindi 13:30, circa mezz'ora di divertimento, di grande, che ne so, possiamo dire... Tante curiosità, tendenze. Giochi, domande, interviste, di tutto e di più. Non Le mancherà vedrete. nulla. Allora, buon lavoro ancora a Betux, a Jair Giuffrida e a Giovanni Sant'Angelo. Grazie. Buona estate con Playa Bonita. Ti aspettiamo, quindi. Grazie. Insomma, Grazie ancora. Restate un attimo lì perché adesso vado dall'altra parte dello studio perché siamo all'ultima puntata e non potevo chiaramente non coinvolgere in questi momenti finali anche la nostra Emanuela. Emanuela, Allora, siamo arrivati ai titoli di coda, Angelo, ma naturalmente soltanto per qualche mese perché poi ritorneremo a settembre con un'altra stagione di Buongiorno Sicilia. Saluto anch'io i ragazzi di Playa Bonita, in bocca al lupo ragazzi per questa avventura che sicuramente seguiremo sulle nostre trasmissioni. È stato come sempre un piacere lavorare con te, lavorare con questa meravigliosa squadra. Naturalmente da domani però... Ricordiamo che ci sarà il telegiornale, ci sarà la rassegna stampa, quindi non vi lasceremo da soli. quindi telegiornale 8 del mattino, 8:30 circa la rassegna stampa, quindi ci sarà ancora un'estate di lavoro, ci aspetta un'estate E di mattinate, di levatacce, pensavate che dormissimo fino a mezzogiorno, non sarà assolutamente così. no. Grazie allora Emanuela. A voi. Permettetemi di ringraziare anche questa mattina Roberto Stramondo che è stato il regista di oggi della trasmissione di questa ultima puntata, ma con lui hanno lavorato anche Fino La Leggia, oggi Alessandro Pantano e non solo loro, sono tantissimi, Edoardo Sergi ovviamente come sempre per i testi, per i contenuti assieme a Carla Previtera, ma tutti i tecnici, adesso non posso fare l'elenco infinito dei tecnici che hanno lavorato per tutto l'anno insieme a noi qui a Buongiorno Sicilia. Grazie per essere stati per tutto l'inverno e per la parte iniziale dell'estate in nostra compagnia. L'augurio a tutti voi di una bellissima, splendida estate. Ci ritroviamo chiaramente nella prossima stagione a settembre. Chiaramente l'augurio intanto di una buona giornata.